Benvenuto a tutti i partecipanti all'incontro a Laguna ieri, oggi e domani, che è organizzato dall'Ordine degli Ingegneri Veneti Venezia, dal Collegio degli Ingegneri da altre iniziative, insomma, in collaborazione con l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che indegnamente e pro tempore presiedo. Mi chiamo Andrea Rinaldo e volevo portarvi un saluto, dispiacendomi di non poter essere con voi oggi, perché l'argomento un argomento che certamente è nelle corde sia dell'Istituto Veneto, che da 150 anni si occupa della salvaguardia di Venezia, che anche si parva l'IGET delle cose che interessano a me. Mi spiace non poter essere lì, ma il 22 marzo è una giornata particolare e da tempo immemore ero impegnato nella giornata dell'acqua Lincea, nella quale devo aprire e chiudere diciamo, le considerazioni che vengono fatte in quella sede. Ma lì si tratterà di piene siccità, c'è un argomento tangenziale rispetto a questo argomento. Certamente la laguna ieri, oggi e domani è un tema affascinante, è un tema che dobbiamo porci, è un tema che non può aspettare una qualche forma come dire, di definizione appropriata, guardando al mondo che cambia rapidamente sotto i nostri piedi. Insomma, l'idea è che se il clima cambia e cambia rapidamente, dobbiamo farlo anche noi in qualche modo. Quindi, tra l'altro, moltissimi dei relatori sono miei amici personali, quindi avrei avuto particolarmente piacere a partecipare. Quindi mi scuso, vi auguro buon lavoro e speriamo che naturalmente da questo possa nascere appunto questa idea di questa militanza per Venezia, una Venezia il cui modello di sviluppo economico-sociale, il cui modello di salvaguardia non può aspettare molto a lungo, non può aspettare i 60 anni che ci sono voluti per fare il Mose, tutto sommato, perché in questo caso il problema cronico che si profila, a mio giudizio, diventa essenziale. Buon lavoro, quindi. Allora, questo qui.